Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me, come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè. Sì, buongiorno. No, guarda, c'è tutto l'albergo abbandonato con tutte le cose dentro da esplorare. È che, vedi, scrivono tirare e dopo ti chiudono. Ora non sto scrivendo a tirare. Scrivi, stendo il tuo. Ah, ma che animale che ci vive? Vivrà il tetano, vivrà, no? Qualche animale. C'è anche il registratore di cassa. Il contatore rosso segna numeri. Ristoratori. Che forte. Cosa? No, non c'è. Ora ragazzo ti riporto un attimo velocemente con delle clip musicali a Pofabbro, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve.
E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. Sì, è strano del Pofabla che è tutto bello, quindi dice cosa riprendi, cosa fai le foto, cioè tutto da fotografare, da riprendere, guarda che spettacoli, veramente. Oddio, sì, è della stessa marca che avevo io. Guarda, me lo ricordo, ancora 30 passani fa, questo, quello soprattutto mi ricordo, questo, questi no. Oh. Dove sono i cani? Ah, no. I palmi. Le palme anche avevo uguali. Che misteri. Dale. E anche Giuseppe e Maria e tu sei uguale, stessa marca. Avevamo preso le tue statuine. Che storia. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Sì, anche massa, no, va via. Ecco. In cucina con Alessia 2.0. Allora, questa roba qua, col pelo dentro. Che pelo? Non so, c'è un pelo. È una ciglia, una ciglia, con la ciglia, ok. Questa cosa, non so, tu dici, ma cos'è sta merda? Krauti, un purè, eccetera. No, sarebbero delle patate. Buonissime, ma se era buona se la tua pasta cacio e pepe, là con la minestra cacio e pepe. Se la tua grattugia i fori grossi fa la roba fina, sì, io con la mia le grattugio fuori grossi e li brucio in ho capito, quanto è la grattugia? Cioè, un piatto di merda. Io, sì, meglio, ma per me. Sì, ma per carità di Dio, ma voglio dire, una grattugia riesce a rovinare un piatto, vedere, cioè, capisci? Fai vedere come sono tagliate le zucchine e dopo facciamo vedere com'è il dopo. Ho capito. Facciamo vedere dopo come viene.
Capisci tu perché non mangi mai quella? No, che cacchio un cazzo, no, aspetta. Allora, no, fermi, no, aspetta perché pensi aver ragione. Hai ripreso le zucchine prima? Quando erano belle dure, Sì, tagliate, no, ma separate? aspetta, no, perché è ancora convinta di aver capito tutto, di aver ragione. Aspetta, no, perché adesso arriva il tragico, Oh, teneve duro. Allora, le ha cucinate con questo chiuso, cioè praticamente a vaporiera. E dopo cosa se ne lamenta so? che... Ma cosa ne so, se chiudi tutto, ovvio che se... Amore, io ho le pentole, non ho queste pentole sofisticate, Cracco, non sai, hanno i coperchi le mie pentole. Comunque, questo è un scusa. tipico rosti, aspetta che lo compongo Questo bene. che le- Il rosti, un coso Rosti? tipico di montagna dell'Austria, qualcosa insieme ai canili. Dell'Austria più che altro. Non so, ecco, vedi? Sicuramente Lo dell'Austria. vendono Su, quello anche lì già puoi mangiare sta precotto nel banco frigo ai supermercati. Questo però è senza cipolla, quindi più buono. Austria. Con tutto il rispetto poi austriaci, per carità, però, vedi tu? È pronta la puccia? Anche le zucchine, guarda, mi ha rovinato la tua pentola. Lo riscaldo un po' che me lo metto. la nuova della lagostina antiaderente. Giustamente la lagostina fa le pentole che rovinano il cibo, no? Potevi dirmi che con una pentola avevi sia la lessiera che la pentola normale. Ho capito. Mettimi il Sai colore. che bisogna spiegare, no? Che se metti il tappo diventa lessiera. Ho capito. Sì. Ho capito. Colpa mia alla fine, capisci tu? Sì, perché io Sai non ho- sempre così, su tutte le robe, tutte. Italia, Cioè, con me. In Italia è una merda, Dio. Praticamente mi acciappa sempre in te quel posto in P, è colpa mia. A fine, tu capito? Come che a gira la frittata è buona anche a brusarla. No, tanto critichi. Sì, no, aspetta perché poi si offende. Insomma, no, di che Alessia, wow. Cioè, io Alessia in realtà, sai, non mi sono innamorato di te perché eri una brava ragazza, per i tuoi principi, per tutte quelle cagate là, hai capito? No, io mi sono innamorato di te per la tua predisposizione a fare una puccia del genere, hai capito? Perché io già prevedevo, no? Stando assieme a te, parlando, che prima o poi sarebbe successo. Prima o poi tu avresti realizzato una puccia del genere, guarda che bella. Cioè, Va bene, non ti faccio più il le mie pasticcio. papille gustative stanno... Cioè, è lì che c'è il vero orgasmo, capisci? Non il pisellino. Cioè, quello dura Hai poco. capito? Mentre- Esatto, vedi, l'hai detto. beh, l'orgasmo dura poco a tutti. Un conto è il rapporto sessuale, un conto è l'orgasmo. Ma tu Io vuoi stavo un po' parlando... di zucchine e patatine? No, Gioia, sono diventato gay culinariamente parlando. No, non le vuoi? Ti dormo di brutto perché ha fatto 4 km del numero. Come la sveglia. Ti ho detto che abbiamo rotto il cane. Più che avvezza, però. Che mestieri. Che roba? Non ci credo. C'era su per il buco del naso. Non l'ho cucinata io quella. Vabbè, no. Cazzo, ma sta dormendo di brutto, di porca miseria, guarda che lavori. A russo per fine, senti. Eccola. Dai, guarda, che inizia a tirare la bocca. No, starà sognando di mangiare la mozzarella. Ma cazzo, adesso te l'ho messo su per il naso, cane, dai. Porca puttana. Sei che anche svegliarlo, però. Lasciala lì, quando si sveglia trova la sorpresa. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno. Porco cane, ben svegliati. Porca miseria, Amy. Vai sigari!